Buongiorno, io sono Vez e benvenuti in questa nuova puntata di eCoffee. Sigla. eCoffee, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. Oggi volevo concentrarmi su un'unica notizia di grandissimo interesse. Durante la giornata di mercoledì è stata diffusa la notizia che una delle più importanti banche d'affari, ovvero la Goldman Sachs, ha suggerito ad alcuni suoi investitori internazionali le azioni della società Roma. In sostanza la banca ha agito come un intermediario, ha stilato una sorta di report nel quale venivano indicate tutte le principali informazioni dell'associazione calcistica Roma e tutte le prospettive di crescita e i rischi connessi al settore nel quale opera. Per farvi capire, si è comportata come un agente immobiliare, ha fatto un resoconto di tutte le caratteristiche per le quali è conveniente comprare quel tipo di azioni. Naturalmente, se l'affare andasse in porto, la Goldman Sachs riceverebbe una commissione, quindi dei soldi, non si pensi che lavorino gratis. Questa notizia però, prima ancora di essere verificata, è stata diffusa tra gli azionisti. Pensate che in un giorno solo c'è stato un rialzo del 16,6% del prezzo delle azioni della Roma. Infatti, all'inizio della giornata di mercoledì, le azioni si potevano comprare a 0,562 euro, mentre a fine giornata a 0,589 euro. Chi beneficia maggiormente di questo genere di notizie è chi già aveva comprato delle azioni della Roma e ora può rivenderle a un prezzo maggiorato. Detto questo, però, volevo ragionare sul perché il prezzo delle azioni sia salito. Per capirlo bene bisogna però tenere a mente che secondo questa notizia ad investire nella società sarebbero stati grandi investitori. Questi grandi investitori nella maggioranza dei casi hanno molte più informazioni rispetto a un investitore medio e quindi saranno molto più avvantaggiati nello scegliere un investimento profittevole. Un conto sono io piccolo investitore che metto 100 euro sulle azioni della Roma, un altro conto è chi ha dei milioni o dei miliardi e conosce personalmente Pallotta. Si tratta comunque di gente esperta e sicuramente più affidabile della maggioranza degli investitori. Se noi piccoli investitori sappiamo che un grande investitore che conosce meglio di noi il mercato e che ne sa molto di più sta andando a comprare azioni di una specifica società, molto probabilmente anche noi vorremmo comprarle. E di conseguenza, per la legge di domanda e offerta, se aumenta tanto la domanda, probabilmente il prezzo crescerà altrettanto. Ed è logico che sia così. Adesso prendiamo un esempio facilissimo e proviamo a capirlo. Prendiamo un esempio assurdo. Nasce la moda che chi compra i CD fisici è un figo della Madonna, mentre chi ascolta la musica con Spotify puzza. Fino a questo momento chi vendeva i CD aveva tenuto i prezzi molto bassi perché c'era pochissima richiesta di CD fisici, tutti ascoltano con Spotify. Da adesso in poi, dato che c'è questa moda, tutti tornano a comprare i CD, quindi chi sta vendendo un CD sa benissimo che tu sei comunque disposto a comprarlo, quindi può alzare il prezzo. Stessa cosa sta succedendo col titolo della Roma. Una volta che gli investitori hanno ritenuto che fosse un titolo profittevole da avere in portafoglio, tutti si sono precipitati a comprarlo. Però attenzione, siamo sicuri che sia vero che questi grandi investitori vogliono effettivamente comprare le azioni della Roma? È stato chiesto alla società e non ha né confermato né smentito. Vi ricordo però che se questa notizia fosse falsa, sarebbe un grave reato. Ho realizzato un video a riguardo e lo trovate qui in alto a destra, sulle false notizie di calciomercato. Ed è reato perché non si possono diffondere notizie false che facciano oscillare così tanto il prezzo delle azioni. Perciò probabilmente siamo di fronte a una notizia effettivamente vera. Però voglio farvi riflettere su una cosa. Pensate se un giornalista o una qualsiasi altra figura pubblica un giorno acquistasse le azioni della Roma e poi diffondesse una notizia falsa del genere. La conseguenza iniziale di questa falsa notizia sarebbe un aumento pazzesco del prezzo delle azioni. Ora capite che se la persona che ha diffuso questa notizia a quel punto ha venduto a un prezzo altissimo le proprie azioni, questa cosa non va bene. E per quale motivo non va bene? Per il semplice motivo che qualcuno le ha acquistate a un prezzo così alto e nel momento in cui si scopre che la notizia era falsa, il prezzo diminuirà di tanto, quindi queste persone sono state truffate. Ricordatevi sempre che la speculazione è un gioco a somma zero. Chi guadagna quello che stanno perdendo altri. Ed è proprio per questo che è necessario un organo di vigilanza in ambito finanziario per verificare che queste notizie siano effettivamente vere. Quest'organo si chiama Consob e si è subito attivata per capire se queste notizie effettivamente fossero vere. Giunti a questo punto, ritengo che sia da fare un'ultima considerazione. In questi ultimi anni si sta affermando un modello sul mercato azionario
che prevede molta speculazione e questo è incentivato dai fondi comuni di investimento. Ho fatto un video a riguardo che trovate qui in alto a destra, anche quello. Grazie ai fondi comuni di investimento si possono acquistare le azioni di tantissime società. E al di là del fatto che speculare sia un'operazione rischiosa e sconsigliata, è un altro il punto negativo della questione. Anche gli investitori più esperti speculando perdono grosse somme di denaro e soprattutto le società nelle quali investiamo, se facciamo così, perdono gran parte della loro proprietà. Questo perché manca una proprietà forte, gli investitori non sono interessati a tenere queste azioni per lunghi periodi, non sono interessati alla proprietà della società, sono interessati solo al guadagno, quindi appena il grafico andrà un po' verso l'alto, venderanno. Concludo con questa riflessione. Cosa succederebbe se sparisse la figura dell'imprenditore? Se i vari Berlusconi, Agnelli, Pallotta o comunque grandi investitori decidessero di diventare meri speculatori, cosa succederebbe? Di certo Juventus, Mediaset e la stessa Roma non ne trarrebbero un giovamento. Il primo passo per costruire una società forte è avere un assetto proprietario stabile. Uno speculatore non è una persona che crede in quella società, è una persona che è lì per fare del profitto. Con questo non sto dicendo che fare lo speculatore sia assolutamente sbagliato e che non dovrebbero esistere queste figure, assolutamente. Dico solo che le società, anche senza speculatori, prosperano bene. Al contrario, se queste società non hanno proprietari stabili, difficilmente andranno molto lontano. Anche per questo video è tutto, io se vi è piaciuto vi invito a mettere like, commentare, condividere, iscrivervi e attivare la campanellina, ma soprattutto, come sempre, tra poco appariranno dei riquadri con altri miei bellissimi video, quindi andateli a vedere.